Giuseppina Pani, funzionario giuridico-pedagogico, ovvero la figura che si occupa del percorso educativo. Possiamo dire che tutto ruota intorno alla revisione critica e intanto lei ci spiega cos'è la revisione critica. Allora, sì, effettivamente ruota tutto intorno a questo. La revisione critica è quel, si raggiunge tramite quel percorso che parte dall'osservazione scientifica della personalità, che noi curiamo assieme ad altre figure professionali e che dovrebbe condurre comunque il detenuto a fare delle riflessioni circa il reato e quindi la gravità del reato, e quindi ad assumere quella consapevolezza dell'atto illecito commesso, quindi come un fatto grave che comunque ha nociuto o una persona o più persone della società, della collettività. Quindi è un aspetto molto importante che si raggiunge ovviamente per gradi, tramite un percorso appunto che il detenuto fa all'interno dell'istituto, che viene basato, che si basa sui colloqui con i vari operatori, sulle attività che vengono svolte all'interno, cioè in poche parole tutto concorre a far sì che una persona riveda la sua azione, quella commessa appunto illecita, la riveda alla luce di aspetti che noi cerchiamo di mettere a disposizione dell'individuo e che possono concorrere quindi a far sì che acquisti una maggiore criticità rispetto al passato